Siamo qui con mister Barbieri dell'Oltrepo. Mister, match terminato 1-1 in pareggio, siete andati sotto a pochi minuti dall'inizio, poi l'avete recuperata nella fine della prima frazione, però un primo tempo dominato dalla squadra avversaria. Cosa ne pensa? Ma sì, è stato un primo tempo dove noi ci aspettavamo la loro partenza forte, ci aspettavamo una squadra fisica che faceva comunque del duello sulle palle là davanti con due attaccanti molto forti, ma come dicevo prima è una squadra che in tutti i suoi elementi è forte, quindi noi siamo partiti un po', passami il termine, un po' arrugginiti da queste 2 settimane di pausa e giocando dopo 3 partite in casa nostra, giocando fuori su un sintetico, insomma c'erano delle condizioni che noi temevamo un po' sotto l'aspetto dell'approccio alla gara, quindi bisogna dire quello che è. Loro sono partiti meglio, hanno trovato poi quell'episodio del rigore e sono andati in vantaggio e hanno avuto anche un po' di spinta, un po' di forza, hanno fatto meglio. Poi sono calati un po' e noi allo stesso tempo ci siamo un attimo ricompattati, siamo cresciuti un pochettino e poi il secondo tempo secondo me abbiamo fatto una buona gara, una buona prestazione. A proposito di questo cambio di prestazione tra prima e seconda frazione di gioco, nello spogliatoio ha detto qualcosa in particolare sui ragazzi oppure soltanto delle indicazioni puramente tattiche? Ho dato sia indicazioni tattiche e poi soprattutto quando si arriva a questo punto del campionato e nella situazione in cui siamo, no? C'è la voglia quasi anche con troppa generosità e troppa foga di voler far subito risultato, magari voler andare a casa con i 3 punti, voler far subito gol e quindi secondo me c'è stato un momento dove il nervosismo generale stava prendendo un po' il sopravvento, quindi quello che abbiamo semplicemente fatto è abbassare un po' questo livello di adrenalina e di foga agonistica per trovare ancora un po' di lucidità che avevamo perso un pochino e ricompattarci un attimo, quindi la squadra è stata clamorosa, formidabile, perché poi nel secondo tempo abbiamo riacquisito le nostre certezze e abbiamo fatto una buona gara secondo me. Mister, le auguriamo una buona fortuna per il finale di stagione. Grazie mille e a presto. Siamo qui con mister Motta del Calverate. Mister, un match combattuto terminato con un pareggio, cosa si recrimina? Recrimino sicuramente il gol preso e il finale del primo tempo, perché penso che abbiamo preparato la partita alla grande, siamo partiti bene, fase di non possesso perfetta, fase di possesso abbiamo fatto il rigore, siamo andati 2 o 3 volte per il raddoppio, abbiamo sbagliato qualcosa nell'ultimo terzo, poi ci siamo fatti innervosire, la partita si è innervosita, loro sappiamo una squadra molto verticale, una squadra rapida, molto forte nei singoli. Siamo andati in difficoltà a fine primo tempo, non bisognava prendere quel gol lì, ripeto, evitabile. Poi secondo tempo penso che la partita è stata equilibrata, abbiamo creato forse qualcosa in più noi di loro, ma penso che alla fine l'errore può essere stato non aver portato il primo tempo su 1-0. Come diceva lei, un eccesso di nervosismo per entrambe le fazioni. Cosa pensava di pescare qualcosa di più dalla panchina? Sinceramente tra infortuni e tutto, soprattutto nel reparto davanti, siamo abbastanza corti e sapevo insomma di aver schierato dall'inizio tutte le armi che avevo a disposizione, perché volevo partire forte e volevo indirizzare la partita. Poi penso che dalla panchina siano entrati abbastanza bene, non ho toccato le 2 punte, abbiamo cercato comunque di andare con loro a cercare la palla per poi portare dalla nostra parte la partita. Abbiamo sbagliato 2 occasioni anche con Campanella, che è stato bravissimo a entrare come quinto, penso che la nostra partita l'abbiamo fatta, poi giocavamo con l'Oltrepo e quindi non era l'ultima della classe ma era la prima, quindi la partita ci sta. Nelle ultime 5 partite questa qui sicuramente era la più difficile, come ha detto lei, con la prima. Per il futuro ha in mente qualche cambio tattico o valuterà giorno per giorno? Noi siamo abituati a lavorare sempre analizzando l'avversario, come abbiamo fatto per questa partita, come faremo per le altre, per poi cercare di mettere in campo le nostre armi migliori per mettere in difficoltà. Sicuramente è una squadra che cercherà fino all'ultimo di andare a prendersi i play-off, perché penso che se lo merita a livello di prestazione. Le ultime 3 partite comunque abbiamo giocato contro Pavia, Lazzate e Oltrepo e abbiamo fatto vedere che è la squadra che siamo, per cui quello che dobbiamo fare è non mollare fino all'ultimo.
Ti auguriamo un buon finale di stagione. Grazie mille.